Assessore Bond, allora l'importanza di questa iniziativa, di questa rassegna per il territorio. Città del Vino 2026-2027 Conegliano Valdobbiadene è un premio ad una grandissima storia che si chiama Prosecco, ma che si chiama prima di tutto Conegliano Valdobbiadene, poi DOC del Prosecco, poi riconoscimento come patrimonio UNESCO, poi anche di OCG con un riconoscimento di altissima qualità. Sono una serie di passaggi che certificano una cosa sola, che c'è grande professionalità, ci sono delle persone eccezionali, lo dico, che le ho conosciute anche in questi ultimi periodi su dei convegni, l'ultimo a Tarzo l'altro giorno sul clima. C'è tanta voglia di ricerca, c'è tanta voglia di investire anche in termini proprio di conoscenza, e dico anche una cosa che non l'ho mai detta fino adesso, che è quella anche di dire c'è anche voglia di investire sull'ambiente, perché la responsabilizzazione di alcune aziende e di alcuni tecnici nel dire no, dobbiamo cercare di recuperare il più possibile il prodotto chimico che mettiamo sulle viti, dobbiamo cercare di non mettere azoto chimico sulle viti, ma dobbiamo mettere letame. Il tema della sostenibilità. Tema della sostenibilità, un grande tema che francamente all'inizio mi aspettavo di non trovarlo, ma dopo 4 mesi di assessorato, siccome frequento tantissime iniziative di tutto questo mondo qua, devo dire che l'ho trovato, e questo mi rende particolarmente felice perché c'è prospettiva, c'è voglia di dare prodotto di grande qualità, e per me come assessore è l'obiettivo principale.